Buongiorno, sono Angelo Rossi, penso che qualcuno mi conosca, quasi tutti insomma. Diciamo. Allora l'agenda prevede questo, alle 9:45 siamo in leggero ritardo di un quarto d'ora, il professor Becchetti è in ritardo con il treno, sono andati a prenderlo in due, Mirko e uno delle Vicentine, non so chi sia. Dunque prevede il saluto di Alessandro Mocellin, che è il padrone di casa, e poi il mio, e basta, poi mi ritiro io, poi c'è Luigino Disegna, che con me abbiamo pensato a questa manifestazione insieme, di farla, assieme al CSQA, e poi dopo va avanti Francesco, perché devo lasciare il posto ai giovani, che io sono in fase di chiusura, cioè l'età lo dice, mi pare giusto, no? Bisogna che diamo il passaggio ai giovani, va bene? Questo qui è l'altro, era ora, benissimo, era ora, proprio sì. Al posto di Laura Passerini, che ha letto con la febbre, c'è il suo collega, dico bene? Aldo Galbusera, e gli altri Luca Maroso c'è, Alessandro Lazzarin c'è, Emiliano Feller c'è, Lorenzo Bruniera mi hanno detto che è qua all'ingresso, dovrebbe essere, se non vado errato, che c'è posto qui davanti, Tatiana Dallo l'ho visto che c'è, Lorenzo Pecchetti che è in ritardo, non ci sarà l'assessore Pan, lo diciamo subito, posso dirlo questo qua, però so che io registro e basta, non debbo dare nessuna... E poi è il padrone di casa, qui adesso do la parola. Prego. Ci siamo. Buongiorno a tutti. Per primo vorrei leggere una nota del nostro governatore Luca Zaia, che di fatto si scusa per l'assenza. Carissimo Presidente, è con profondo rammarico che le comunico l'impossibilità di partecipare al forum, cui mi ha cortesemente invitato a causa di concomitanti e improrogabili impegni istituzionali. Le chiedo cortesemente di considerarmi presente, seppur virtualmente, a questo importante appuntamento, soprattutto per la finalità che si prefigge. Il Veneto può vantare un'indiscutibile vocazione lattiero-casearia, sottolineata dalle 8 denominazioni di origine protetta, nonché dalle innumerevoli produzioni che può vantare la nostra regione, espressione genuina dei nostri territori. La varietà dei prodotti dell'intera filiera, accomunati pur nella diversità dalla stessa inconfondibile qualità, rappresenta egregiamente le differenti peculiarità geomorfologiche, pedologiche e climatiche della nostra terra, in una tradizione che fonda le sue radici in un'antica tradizione. I risultati, tuttavia, non sarebbero gli stessi senza la costanza, la determinazione e la professionalità dei nostri operatori del settore, che grazie a sforzi profusi nel quotidiano contribuiscono a tenere alto il nome dell'agroalimentare veneto grazie a prodotti contraddistinti da elevati standard qualitativi. Rivolgo pertanto il mio plauso agli sforzi profusi nell'organizzazione di questo momento di incontro. Sono sicuro che le riflessioni che scaturiranno da esso contribuiranno a nuove progettualità, capaci di fornire gli strumenti necessari a fronteggiare sfide provenienti da mercati sempre più internazionali senza mai sacrificare l'identità e la qualità del Made in Veneto. Nell'augurare buon lavoro desidero porgere il saluto della Regione del Veneto e mio personale a tutti i presenti, firmato Luca Zaia. Contestualmente ho ricevuto anche ieri la telefonata dell'assessore Pan, l'impegno di fatto è una giunta convocata nel pre-consiglio che avranno oggi pomeriggio, per cui entrambi si sono scusati dell'assenza, che avevano invece garantito la loro presenza. E come padrone di casa, così mi ha chiamato Angelo, vorrei innanzitutto ringraziare tutti i presenti. Il mio però è un ringraziamento in particolar modo che faccio ad Angelo Rossi, al suo staff, che in questi giorni hanno tanto lavorato, hanno stressato il sistema, nel senso che ho capito che Angelo non lascia niente al caso e vi devo dire che ha stressato veramente, nel senso buono delle cose, insomma, la struttura, perché tutto doveva essere assolutamente a puntino. E lo ringrazio per aver scelto la nostra azienda come sede di questo importante incontro.
dove l'argomento è assolutamente prioritario, anche perché ogni giorno, ogni momento della giornata, per noi operatori, qui insomma siamo tutti operatori e centriamo tutti noi con la filiera dell'agroalimentare, in particolar modo del lattiero caseario, ci viene ricordato che non ci sarà futuro senza un mercato di fatto sostenibile. Ecco, principalmente da produttore di latte faccio quasi una raccomandazione. Non può esserci sostenibilità se non ci ricordiamo la sostenibilità e il reddito degli allevatori, perché continuiamo a chiedere e le risorse, in questi giorni insomma stiamo vivendo un momento di mercato che consideriamo difficile, vediamo all'orizzonte il temporale, e se continuiamo a chiedere e la qualità non ci viene pagata, evidentemente qualcosa non torna alla base. Mi fermo, siamo già in leggero ritardo, lascio l'apertura ai lavori a chi è molto più competente del sottoscritto. Il mio è un augurio di buon lavoro e di una buona giornata di confronto tra noi. Grazie. Buongiorno, devo dire due parole anch'io. Innanzitutto ringraziarvi, inizierei dai produttori latte e dai trasformatori industriali e cooperative e dalla GDO presente. Abbiamo 3 catene distributive presenti, importanti, quali Coop, Conad e Metro. Si scusa Baldini di Esselunga che mai fuori all'estero, sarebbe venuto anche lui, per poter partecipare a questi incontri della sostenibilità che stiamo portando avanti. È venuto il 27 gennaio, se qualcuno ricorda, quando abbiamo fatto l'incontro ad Agriform. Venne in quell'occasione, c'era tutta la GDO un po' più numerosa in quell'occasione. Dicevo, vi devo una risposta, mi sento di dover chiedervi di perché ho chiamato Teseo e perché Eclal. Allora, Teseo è mio padre, che non c'è più naturalmente. E io sono il quarto dei suoi 4 figli e ero un mezzadro. Produceva latte, 1,5 quintali di latte al giorno, in zona Sermide, zona di Parmigiano Reggiano. E mi ha insegnato una cosa: di fronte alle difficoltà alza la testa, non preoccuparti, guarda in alto però. Questa è una cosa che mi ha insegnato. Secondo, quando ero piccolo, ha fatto scrivere sul silos, che avevamo lì, abitavo in campagna allora, fino a 20 anni abitato in campagna, senza luce allora, fino a 20 anni, avevamo il gas. E lui ha fatto scrivere: un paese che non apprezza altamente l'agricoltura sarà sempre un paese povero ed impotente. E allora ho detto: ma cosa lo devi imparare a memoria tu questo qua, ricordatelo bene. E allora, quando ero piccolo, si andava a pranzo, diceva: cosa ho scritto là? Un paese che torna fuori di legge, lo devi imparare bene, altrimenti no. L'agricoltura è la base, ricordatelo bene queste cose qua. Quello è uno. Ecco perché Teseo andrà avanti col discorso della sostenibilità. Secondo Clal, perché vengo da un'esperienza industriale io confezionavo nel 62 latte pastorizzato con un pastorizzatore da 6 quintali oro, un testata nera dell'Alfa Laval, in bottiglia di vetro, quindi anno 62. Poi dopo ho smesso perché non vedevo futuro per le piccole aziende del nostro settore, sono andato a fare il manager. Vabbè, dopo del manager a 64 anni e ho deciso di fare questo che stiamo facendo oggi. Oggi CLAL è a livello mondiale un buon punto di riferimento. Mi diceva Bertinelli, presidente del Parmigiano Reggiano, che i contratti che vengono fatti in Canada e in Coso prendono come riferimento CLAL. Mi dicevano anche che il siero è fatto come riferimento a CLAL, ma molti sono fatti, e questo si carica di responsabilità specialmente questi giovani che vanno avanti loro. Sono 6 giovani più altri 3, abbiamo 9 persone che lavorano attorno a CLAL. E questo qui è quello che è CLAL. E poi dopo sono entrato nel concetto della sostenibilità. Questo è stato dove il passaggio. Chi è che mi ci ha portato? Un filosofo, quel signore che l'ha seduto in prima fila. Quello è un filosofo che si è laureato in filosofia con una specializzazione in logica,
che le fanno uno ogni 15 anni, lui l'ha fatta, non so con che testa o media ha fatto fare questa roba qua, in logica. E mi ha convinto sul progetto di sostenibilità. Cosa vuol dire il futuro? Mi ha descritto il futuro, dice guarda che è questo qua, lui è del mio paese, quindi ci siamo parlati lungamente, continuiamo ad andare avanti, questo è Giorgio. Mi sono buttato a capofitto, abbiamo fatto un incontro all'APA di Mantova, il primo incontro, ringrazio che è venuto, ma erano i giovani che avevo fatto allora, venne anche, sei venuta tu a parlare, ma da sola, poi è venuto un ragazzo della sua regina, abbiamo fatto costruito, perché io amo dare in una velocità le cose, capivo che c'era una cosa che veniva avanti pesante, allora volevo sapere perché non è che fossi molto convinto. E ora vedevo invece che le imprese si mettevano a posto, questo era un primo fatto. Poi incontro un presidente di un consorzio che mi ha detto il problema grosso abbiamo noi imprese agricole, noi saremo in difficoltà per mettersi a posto su queste cose qua, perché abbiamo dei grandi costi, un po' quello che ha detto adesso la cosa, ha detto Mocellin. Quindi poi abbiamo fatto un altro incontro a Mantova presso la Virgilio, un altro incontro a Trento, e qui c'è presente il direttore generale anche del Concas di Trento, e poi c'è questo incontro di Vicenza. Sono incontri di sensibilizzazione, penso al problema, serve a me, serve ai giovani più che altro per poter andare avanti, a chi andrà avanti, perché io non ho chiuso. Volevo un attimo parlarvi del vostro Veneto. Voi sapete che CLAL vuol dire Centro Latte Alimentare Arendenare. Io nasco nel Veneto, sono nato in provincia di Mantova, ma nasco qua. Però CLAL dopo è rimasta questa qua. Io questo Veneto qua lo amo, l'ho amato, ancora lo continuo ad amare sempre. Ho visto dei miglioramenti, un patrimonio impressionante, ho visto dei cambiamenti, mi ha fatto piacere, ho visto delle imprese che si sono riorganizzate, che hanno migliorato certe cose, certi loro modi di porsi anche sul mercato stesso. E non conosco, leggo di tutto, un po' delle vostre attività, non posso essere sempre presente, ma conosco quello che fa le Vicentine, quello che fa Soligo, anche da punto sociale, ho visto che siete impegnati anche sul sociale, che date delle risposte, è molto importante queste cose qua, e questo è anche un bene. E ho visto Nonanne, ho visto come si chiama, sono andato a vedere il Morlacco l'altro giorno, la burlina, andavo a vedere queste vacche burline, porca miseria, andai a capire un po', per capire queste cose qua, ecco, insomma, perché il Veneto c'è una grande cultura. Poi c'è un CS qua che per me era la chiave, quindi ti ringrazio Luigino che hai detto dai che facciamo insieme questa cosa qua. Per me tu sai quanto è, per me il CS qua è un'istituzione che in Lombardia non sono stati capaci di dare quella forza che ho tante volte sollecitato, che dovere, ma dai, investite su quello che è la ricerca, quello che è l'analisi, non sono mai riuscito. Quindi le attività di CAL seguono due indirizzi fondamentali. Il primo indirizzo riguarda soprattutto il monitoraggio del settore tiro-caseario, l'obiettivo è conoscere come va il mercato. L'altro indirizzo che CLAL prosegue riguarda il settore agroalimentare, a cui rivolge il progetto Teseo. Da questa scelta di campo nasce l'attenzione al principio di sostenibilità, che è rispetto dell'ambiente, di chi vi lavora, animali compresi, ma è anche rispetto per la qualità dei prodotti proposti, per le pratiche produttive che fanno la differenza e che vanno comunicate. La pratica della sostenibilità sta infatti guadagnando terreno ovunque. Io leggo delle cose impressionanti in questi periodi. Negli Stati Uniti quasi il 98% di tutte le aziende agricole appartiene al programma nazionale Farm. Questo programma stabilisce gli standard più elevati per la cura degli animali, per l'uso consapevole di antibiotici, per la sostenibilità ambientale, con lo scopo di giungere in fase di trasformazione a prodotti sani, sicuri, attrattivi e remunerativi, perché quanto si produce qualità, la qualità va remunerata. Ha ragione Mocellin a dire, deve essere remunerata la nostra cosa, la qualità che facciamo. Come conseguenza di questo crescente interesse per la sostenibilità diventa forte la necessità di comunicare al consumatore proprio questa qualità globale dei prodotti. Il consumatore infatti è cambiato, è sempre più curioso e consapevole, vuole sapere la storia del prodotto acquistato, vuole conoscerne la natura, l'origine, i modi d'uso, la composizione, chi lo ha prodotto e come è stato prodotto. È interessato soprattutto quando è giovane ad una nutrizione salutistica che mette a disposizione una gamma sempre più ampia di prodotti in grado di rispondere ai molteplici stili di vita. È importante soffermarsi su questi aspetti perché sono un elemento trasversale allo scenario mondiale.
La Gran Bretagna ha attivato un piano nazionale sulla sostenibilità a sostegno degli allevatori. La Gran Bretagna, ecco perché, lo dico, c'è Alberto Andriolo, sappiate che questi qui sono già mossi. La Nuova Zelanda sta attuando un piano a salvaguardia del territorio e dell'ambiente. Fonterra è impegnata con molti progetti per favorire la sostenibilità. L'Olanda ha introdotto le quote dei fosfati. Quindi la produzione non sta aumentando in Olanda per questo motivo. La Cina sta rafforzando le norme di protezione ambientale, vietando allevamento di bestiame in alcune regioni per prevenire l'inquinamento del suolo e dell'acqua. La Nestlé, chi legge le nostre news, Clan News, sa che dal 2020 ritirerà prodotti solo se sostenibili. Ferrero ha già iniziato presso le stalle a fare degli audit, dove ritira, lì nella zona dove c'è l'Inalpi di Parche che polverizza. A Cuneo si sta facendo qualche cosa lì, e poi so che la Danone sta facendo dei contratti di acquisto sempre fuori all'estero legati a questi principi. Tutto questo flusso positivo a mio avviso incoraggia e richiede la ricerca nostrana di un'economia sempre più congiunta e finalizzata al principio della sostenibilità. E questo il modo per dare valore alla dimensione etica del lavoro e per essere all'altezza di un mercato internazionale. Il Veneto, a mio parere, questa regione che dicevo che io amo, è una regione sulla buona strada per vivere concretamente la sostenibilità e trasferirlo nella produzione, nell'allevamento, nella trasformazione. Ne è già testimonianza a livello di eccellenza i tanti formaggi e la corrosta qualità del latte, capaci di trasmettere questo valore di insieme. Già voi ci siete su questa strada qua, a mio avviso. Ha inoltre strutture pubbliche efficienti che possono aiutare a incentivare una crescita continua, mettendo in evidenza il valore complessivo del territorio, la sua bellezza e le sue buone pratiche. Io giro il vostro territorio del Veneto, la domenica io passo il ponte e vengo dalla parte di qua. Il Veneto potrebbe pertanto fare da apripista un percorso virtuoso e sostenibile, in grado di dare nuove prospettive alla filiera lattiero-casearia, in linea con le aspettative dei consumatori. Vi ringrazio. C'è Francesco che va avanti. No, ma Luigino ci... Ah, sì, perdono, sbagliato. Buongiorno a tutti. Allora, intanto grazie ad Alessandro Bocellin che rappresenta, e quindi ringrazio l'ospite, Latterie Vicentine e tutte le imprese che hanno accettato l'invito a partecipare con una comunicazione a questo convegno. Ovviamente ringrazio Angelo Rossi, con cui ci accomuna una amicizia, ho fatto i conti quasi quarantennale, quindi stiamo diventando un po' tutti anziani noi, no? Quindi, ancora ai tempi in cui ero responsabile dei laboratori a Thiene, quindi stiamo parlando degli anni 81-82, se non sono 40 ne mancano pochi. E con lui abbiamo ragionato, lui che ha una visione e anche un osservatorio privilegiato nel mercato, abbiamo ragionato molto sui temi di sviluppo del comparto delle produzioni animali, zootecnico, lattiero-caseario in questi anni. E in questi ultimi tempi, il tema, il vocabolo sostenibilità è come 10 anni fa il vocabolo biotecnologie, no? Che qualcuno le chiamava le biotecnologie, perché con quella disciplina si pensava di movimentare il mondo, l'universo, modificare le attività antropiche e tutta l'umanità. Non è stato così, non è così. Però il tema sostenibilità sta assumendo dei connotati veramente, veramente importanti, direi essenziali e vitali. Il mio compito di oggi è quello di tirare un paio di sassate in piccionaia, come si dice, no? Per smuovere un po' le attenzioni di tutti noi su un tema che è diventato un tema anche dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Dal 1987 la Commissione internazionale per l'ambiente e lo sviluppo, istituita dall'ONU appunto, con il rapporto Brundtland era
il capo del governo della Repubblica di Norvegia, che era stato nominato coordinatore a quel tempo delle strategie di sviluppo che l'ONU doveva proporre a tutti gli Stati membri. Nacquero documenti come Agenda 21, la Convenzione per la conservazione della biodiversità, tutti temi di cui si sente parlare molto anche adesso. Convenzione sul clima, dichiarazione autorevole di principi per un consenso globale sulla gestione, conservazione e sviluppo sostenibile del futuro. E fu data anche una definizione che è valida tutt'oggi di sviluppo sostenibile. Sviluppo sostenibile come soddisfazione dei bisogni del presente senza tuttavia compromettere le possibilità delle generazioni future di sopperire ai propri bisogni. Che significa che noi abbiamo in prestito questo ambiente, questo mondo che ci è dato a disposizione. Non è che noi ci dobbiamo appropriare, perché dovremmo, se siamo virtuosi, renderlo, se non migliore, almeno pari a come l'abbiamo trovato. Invece, nell'ottica dello sviluppo economico, abbiamo perso un po' di vista quelli che sono altri due pilastri dello sviluppo, perché lo sviluppo si attesta su tre capisaldi fondamentali. È un po' una tricotomia che riguarda il tema economico, appunto, il tema ambientale e il tema sociale. Questa commissione ha riassunto lo sviluppo sostenibile con le tre: environment, economics ed equity, ambiente, economia ed equità sociale. Per esistere quindi lo sviluppo richiede che queste tre componenti siano in un costante equilibrio reciproco. L'economia si deve sviluppare perché abbiamo sentito, senza una remunerazione ai produttori di latte non si può passare a fare altri ragionamenti, perché sono dei prerequisiti. Ma senza una preservazione ambientale non si può parlare di sviluppo economico, ma senza una limitazione perlomeno o un superamento delle diseguaglianze sociali non possiamo parlare di sviluppo economico e di sviluppo ambientale. Stiamo parlando di un concetto possibile, di un'utopia? No, io dico, stiamo parlando adesso di un prerequisito. Si sta imponendo come un prerequisito perché anche la grande distribuzione internazionale, gli stati, al di là degli aspetti ambientali, di ripensamento, ad esempio, sulla conferenza di Parigi sullo sviluppo sostenibile, che è stata un po' ritrattata anche dagli Stati Uniti, che fra parentesi sono responsabili per il 30% del global warming mondiale. Io ho qui una statistica: 30% gli Stati Uniti, 28% l'Europa escluso la Russia, 14% la Russia, 12% India, Cina, sud-est asiatico in aumento, 4% Giappone e così via, 1% Australia, chiaramente. Voglio dire che tutti sono coinvolti in questo aspetto di responsabilità. Nel 2016 alla conferenza di Parigi tutti gli stati che avevano sottoscritto il protocollo di Kyoto, tra parentesi fu sottoscritto anche dagli Stati Uniti a Parigi, si sono presi degli impegni vincolanti che poi sono stati disattesi dal presidente Trump appena insediato, ma mi pare che leggendo le ultime notizie anche Trump sta rivedendo questa sua posizione. In un concetto di preservazione dell'ambiente e di applicazione di un modello economico di passaggio da economia lineare a economia circolare, anche nella bioeconomia, cioè nelle produzioni che riguardano il biologico, che possono essere un po' sintetizzate secondo queste tappe.
analisi del ciclo di vita delle filiere e delle produzioni, valutazione sulla scarsità delle risorse e sulla qualità dei fattori produttivi, riduzione dei costi, e quindi andiamo a toccare tutti gli aspetti, riduzione degli impatti ambientali, e quindi gestione dei rifiuti, riuso, riciclo, recupero energetico, valutazione benefici economici, ambientali e sociali, modificazione, eventuale sostituzione dei fattori, delle materie prime, modificazione dei processi, rivalutazione sui prodotti, rianalisi del ciclo di vita in un ciclo virtuoso tendente a migliorare tutte le condizioni. Quindi i tre pilastri, le tre economie, quindi da un approccio lineare a un coinvolgimento circolare dei diversi step e attori della filiera, l'ambiente che deve diventare da problema a risorsa per tutti gli stakeholder, e la società intera che riguarda gli imprenditori agricoli, i cooperatori, i lavoratori dipendenti dell'industria di trasformazione, nello specifico lattiero-casearia, della logistica distributiva, la GDO, che più che altro tende ad imporre piani e standard, e perché no, pubblica amministrazione, comuni, regioni, stati. Il tema della sostenibilità impone alcuni argomenti da considerare a partire dal patrimonio naturale, quindi gestione dei territori agricoli e dei suoli, problemi paesaggistici, urbanistici, idrogeologici, delle risorse idriche. Abbiamo una riduzione delle precipitazioni, riduzione dei ghiacciai e di nevai, quindi la scarsa possibilità di ricarica delle falde, e quindi qui anche questo territorio è un territorio molto interessante dal punto di vista della gestione delle falde e della ricarica. Ma su un tema vorrei soffermarmi, sul tema del consumo del suolo agricolo, del consumo del territorio. Venendo qui stamattina ho visto un cartellone, nuova area di urbanizzazione, di lottizzazione, a disposizione lotti commerciali, lotti industriali. Domando, c'è bisogno che ogni comune abbia più di 2, 3, 4 aree lottizzate, urbanizzate, con la strada che inizia, i marciapiedi, i lampioni che finiscono in un territorio agricolo? Questa è una domanda che va fatta e che è importante che ci poniamo. Buone pratiche agronomiche, lavorazioni, rotazioni, impiego dell'acqua, concimazioni, tutto il problema delle zone vulnerabili, nitrati e nitriti, trattamenti fitosanitari, tutto il problema dell'atrazina, del glifosato, problema inutile che lo dica a questa platea che è ben informata su questi argomenti, e gli impatti conseguenti. Poi il tema del benessere animale, zootecnia e veterinaria, gestione del farmaco, gli antibiotici, la scelta, la riduzione, la produzione con antibiotic free. Da una statistica OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, il 70% della produzione mondiale di antibiotici è impiegato in zootecnia. Signori, il 70% della produzione mondiale di antibiotici è impiegato in zootecnia. Avicoltura, coniglicoltura, bovinicoltura, suinicoltura. Per questo anche all'Istituto Zooprofilattico di Brescia, che è centro di riferimento sul benessere animale, il CREMBA, si è lavorato e si è studiato un disciplinare di cui poi penso vi parlerà la dottoressa Ferraresi. Altro tema: produzione e qualità del latte, gestione dell'azienda e monitoraggio dei costi e dei margini. Io ricordo che nel 1980 il Veneto varò il primo piano qualità latte, e me lo ricordo molto bene perché sono stato l'estensore a quel tempo giovane della delibera regionale. L'assessore a quel tempo era Franco Borgo, uno che
ha abitato queste zone e quindi poi ha dato l'input a un progetto che adesso sembra cosa di 100 anni fa, ma guardate che nel 1982 la media della carica batterica del latte veneto era 1,2 milioni, adesso è 30.000. Voglio dire che abbiamo fatto dei passi. Utilizzazione industriale, prima e seconda trasformazione, qualità delle produzioni, riutilizzo dei sottoprodotti. Anche qui, anche in questa azienda mi pare che sia in atto una riutilizzazione industriale di seconda lavorazione, concentrazione del sottoprodotto siero, che è stato per anni, per decenni, un gravissimo problema. Io mi ricordo di denunce, di arresti, di autobotti sversate nel primo corso d'acqua possibile perché non si riusciva a piazzare il siero, perché il siero una volta era solamente alimentazione suinicola, punto. E quindi il tema dell'utilizzo, del riutilizzo e della valorizzazione del sottoprodotto è un tema che è di primaria importanza per questo comparto. E poi i temi relativi alla logistica conservativa, distributiva, recupero materiali, il ciclo di vita dei prodotti, la valutazione dell'impronta ecologica dei processi e delle imprese. E sto parlando di impronta carbonica, carbon footprint, e impronta idrica, water footprint. Mi sono preso qui uno schemino dell'UNESCO che riporta un po' i consumi d'acqua per la produzione di 1 chilogrammo di alimento. 700 litri per fare 1 chilo di mele, 1300 per fare 1 chilo di pane, 1800 per fare 1 chilo di soia, 3300 per fare 1 chilo di uova, 3900 1 chilo di pollame, 4800 1 chilo di carne di maiale, 5000 1 chilo di formaggio, 15.500 per fare 1 chilo di carne rossa. In compenso, per fare 1 chilo di carne rossa vengono sequestrati 15.500 litri di acqua e vengono emessi nell'ambiente 6 kg di carbonio sotto forma di CO2 o di metano. Questi sono dati che devono far pensare per valutare perlomeno se è possibile una modifica dei criteri produttivi e per migliorare le possibilità di riduzione degli impatti. Vi sono in essere delle pratiche virtuose, ancorché non complessive, ma il tema credo debba essere valutato in maniera olistica, complessiva, no? Le pratiche sono un di cui, perché ovviamente non è ottenibile tutto e subito. Bisogna, a mio avviso, adottare una sorta di roadmap realistica e oggettiva, quindi misurabile e poi dimostrabile, quindi collegata a una certificazione di filiera o di parti di essa, per rendere evidente quello che stiamo facendo, che state facendo in tema di sostenibilità. Lo accennava prima Angelo nel suo intervento, il gruppo Nestlé, una delle più grandi multinazionali alimentari, che non è solo dolciaria ma è produttiva a largo spettro, sta valutando un programma sui fornitori entro il 2020, quindi il ragionamento è: prima glielo faccio fare a tutti i miei fornitori, dopodiché io sono pronto per farlo anche nelle mie imprese, nelle mie aziende. Un programma di controlli di conformità dopo che i fornitori devono sottoscrivere l'adesione a un codice di responsabilità aziendale come parte integrante del contratto di acquisto, rispetto delle condizioni etiche, di sostenibilità, buone pratiche nel rispetto delle condizioni di lavoro, di sicurezza, di salute, dell'ambiente e della gestione aziendale, una sorta di rating per delle imprese, dei fornitori. Le aziende che operano saranno quindi
obbligate, e quindi tutto questo diventa un prerequisito, e le normative pubbliche purtroppo non sono al passo con questi obblighi, questi desiderata che diventano obblighi, per cui le certificazioni dovranno sopperire, le certificazioni private dovranno sopperire a questa richiesta di dinamica. Il ruolo dell'ente pubblico, sì, ho concluso. Il ruolo dell'ente pubblico qui è nella regolazione di questi processi di sviluppo, è fondamentale, perché deve essere sia di ordine normativo e legislativo, ma a questo si dovrebbero accompagnare le opzioni nei programmi di sviluppo, e guardo il rappresentante della Regione, l'amico Alberto Andriolo. Nei PSR, nei piani regionali di sviluppo, questi temi devono diventare i temi discriminanti sui finanziamenti e sui cofinanziamenti delle iniziative di impresa. Al di là benissimo gli aspetti di aiuto ai giovani imprenditori, perché senza ricambio non c'è storia, questi sono gli aspetti che ci fanno vincere o perdere la scommessa. Io ho tirato 2 o 3 sassate, adesso chi mi segue alcuni di questi aspetti li andrà un po' a descrivere nel dettaglio. Credo che e spero che questo mio dire ci faccia meditare sulla necessità di un ripensamento, perché fa un po' specie che l'agricoltura si debba far dire dalla grande distribuzione, dall'opinione pubblica, dal sociale, che strada deve intraprendere per stare al passo con i tempi, non dico del 2020, che il 2020 è già domani, ma se c'è un futuro, il futuro passa di qua. Grazie.